alza ancora il numero 21 in mezzo a due, riesce a passare, serve Mormino, occhio che in mezzo c'è Colli, poi Muratore! Il vantaggio il gol di Muratore, un'azione bellissima del Gemini. C'è anche Lapi, il cross al centro a cercare Carioto, poi c'è uno scontro tra Demiere, Licata, allunga la falcata Licata, può andare al cross, salta l'uomo addirittura Licata, occhio che il pallone rimane lì, l'attacco di Colli che gli ruba via il pallone, riesce a servire Muratore, occhio Muratore in area, non arriva per pochissimo Veca, Lapi, Monforte, Crimi, può andare alla conclusione, occhio al pallone che passa, c'era comunque fuori gioco da parte di Saluto, serve Micheli, Gianluca Muratore, sempre il numero 10 del Gemini, attaccato dalla difesa, riesce a mettere il cross, pallone che passa, sempre Colli su queste palle in area di rigore, è il quarto gol il quinto gol di Giovanni, pallone a cercare Monti, poi Carioto ne approfitta dell'errore di Seiter, nuovamente Monti che va alla conclusione, altra grande parata di Demiere, poi subisce un colpo il suo compagno di squadra Mirko Marrone, mentre occhio al contropiede dello Sport Palermo con Carioto che innesca Crimi, il tiro cross da parte di Crimi deviato che colpisce la difesa dello Sport Palermo, poi ancora pallone in avanti, Colli può andare alla conclusione, parata in due tempi ma difficile, poi Crimi riesce a recuperare palla, prova a far passare Peruzzo ma ormai è troppo tardi perché l'arbitro fischia 3 volte e vittoria per il Gemini, e ancora primo posto per la squadra di mister Piero Alberto Ancona.